Nel video di oggi parliamo di dispositivi Axeta, nello specifico CN06, CN08 e CN09 di Axel. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo poco fa, nel video di oggi voglio parlare di dispositivi Axeta, nello specifico CN06, CN08, CN09 di Axel. Ma perché voglio parlare di questi dispositivi? Perché sono dei dispositivi che a me personalmente piacciono e piacciono tantissimo, con i quali posso risolvere qualsiasi situazione installativa laddove non possa arrivare con il cavo e quindi sia necessario installare dispositivi wireless. Ma andiamo per ordine. Che cos'è Axeta? Axeta è il sistema wireless bidirezionale brevettato da Axel che dispone del sistema di comunicazione DMSSS. Axeta è il sistema wireless con la maggior resilienza ai tentativi di jamming oggi sul mercato. Andiamo a vedere questi dispositivi e vediamo che cosa possono fare, perché mi piacciono così tanto e perché ti ho detto che risolvono tutte le situazioni installative. Partiamo da CN06, quindi il primo dispositivo che voglio mostrarti oggi. Ora aperto, si presenta così: abbiamo la scheda elettronica dentro al suo contenitore, che può essere bianco ma può essere marron. Non si possono vedere i dispositivi bianchi sulle porte e sulle finestre marron, perdonatemi, ma è più forte di me. Quando li vedo non penso a nient'altro che all'estetica. Personalmente, laddove mi trovi con dei serramenti di altri colori, non faccio altro che, se sono colori di cui non dispongo direttamente dal produttore, mi faccio verniciare le cover del colore adeguato. Basta prendere il punto RAL e fare il trattamento alla cover del dispositivo. Ma questo è un fatto estetico che a qualcuno può non interessare. Personalmente, dai miei clienti cerco nel limite del possibile di curare anche l'estetica. CN06, dicevamo, è un dispositivo wireless della serie Axeta, quindi compatibile con AXO, ma con tutte le centrali Axel tramite il ricevitore, ma anche con le centrali di altri produttori tramite ricevitore universale. Che cosa fa questo benedetto CN06? CN06 è un dispositivo con rilevazione del contatto magnetico a bordo, che non è un RID ma bensì un effetto di Hall, quindi è molto più difficilmente eludibile rispetto al comune RID di cui abbiamo già parlato in altri video, e che è un dispositivo ormai obsoleto, nato negli anni 30 e che sinceramente non si dovrebbe più vedere in ambito sicurezza. Quindi CN06, effetto di Hall a bordo, tramite il quale posso controllare l'aperto e chiuso di una finestra, ma abbiamo anche tre morsetti, ovvero comune, zona 1 e zona 2, tramite i quali posso controllare anche dei dispositivi esterni. Che cosa sono questi dispositivi esterni? Possono essere due contatti magnetici, possono essere un contatto magnetico e una tapparella, possono essere un contatto magnetico e un inerziale. Quindi con questo dispositivo all'interno di casa mia, quindi all'interno di una finestra, è un dispositivo che va, come tutti i dispositivi wireless,
installati all'interno di casa e non all'esterno, mi raccomando. Da qui però posso partire con un cavo con 2 cavi e collegarmi ad un contatto magnetico per lo scuro, per la persiana, ad un sensore tapparella per la mia tapparella appunto, o ad un sensore inerziale nel caso avessi la grata da proteggere. Il bello di questo dispositivo è che abbiamo detto dispone di 3 zone, ma queste 3 zone come vengono configurate in centrale? Queste 3 zone possono essere configurate come una zona unica, quindi allarme zona 1, ma senza la distinzione di quale sia la provenienza dell'allarme, oppure 2 zone nelle quali 2 di queste zone comunicano nello stesso settore, chiamiamolo così, oppure 3 zone distinte. Quindi via software riesco a dire al mio dispositivo di farmi ad esempio zona 1 finestra, zona 2 persiana, zona 3 tapparella, ammesso e non concesso che ciò possa esistere in una finestra. Quindi con questo dispositivo già accontentiamo la maggior parte delle esigenze installative, ma non abbiamo su CN06 non abbiamo la rilevazione dell'urto a bordo del dispositivo, cosa che invece troviamo su CN08. CN08, il fratellino di CN06, ha a bordo un contatto magnetico sempre con tecnologia effetto di Hall, un rilevatore per urti e vibrazioni e un ingresso supplementare. All'ingresso supplementare posso collegare, come per CN06, posso collegare il mio contatto magnetico per la persiana oppure il mio sensore a tapparella esterno. Anche in questo caso le 3 rilevazioni possono essere riunite in un'unica zona, in 2 zone oppure in 3 zone. Posso avere quindi la distinzione puntuale della rilevazione dell'allarme e capire benissimo da dove è arrivata e sapere come intervenire, perché se è un allarme da tapparella significa che non è colpa del dispositivo in questo caso. Ma andiamo avanti e andiamo a vedere che cos'è CN09. Il CN09, del quale possiamo vedere, salta all'occhio immediatamente l'assenza della batteria. Abbiamo però una serie di morsetti, spero che si possa vedere bene nella telecamera. Abbiamo una serie di morsetti tramite i quali posso alimentare da un pacco batterie che Axel fornisce. Questo pacco batterie che va collegato appunto al mio CN09. Posso quindi alimentare il dispositivo da un pacco batterie esterne e mi ritrovo 4 morsetti di ingresso. Questi 4 morsetti vengono identificati come allarme, tamper, mascheramento più un negativo a comune di riferimento. Quindi con questo dispositivo cosa faccio? Non è certo il dispositivo da installare su una porta o su una finestra, ma bensì da installare dentro ad un potenziale rilevatore esterno, una barriera. Quindi con CN09 posso ricevere i segnali del mio sensore esterno e quindi collegare in modo separato l'allarme, il mascheramento e il tamper ed avere queste segnalazioni direttamente in centrale come se fosse un dispositivo cablato.
a tutti gli effetti. Non ho citato la portata radio, dato che a mio avviso è pressoché inutile, perché tutti si riempiono la bocca di chilometri di portata radio quando sappiamo benissimo che questo tipo di rilevazione viene fatta in campo aperto. Laddove io mi trovi con un muro da oltrepassare, un solaio da oltrepassare, questo dato è pressoché inutile. Se vuoi, però, posso dirti che facciamo 1 chilometro di portata anche con i dispositivi Axeta, ma quello che a me sta a cuore evidenziare invece è la resilienza ai tentativi di jamming e la precisione della rilevazione. Anche per questo video è tutto, spero di averti dato qualche spunto interessante sul quale riflettere. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale perché mi danno l'input per continuare in questo progetto, per andare avanti in questo progetto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti i contenuti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!